Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Estoy solo aquí en la playa. Es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, caro Andrea, amiche e amici miei, e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1234 di oggi, martedì 14 luglio dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa ai Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 quando ve lo dirò io, per naturalmente Savasandir le vostre telefonate. Allora, noi ora dovremmo avere il senatore Manfredi Potenti per il qui Parlamento, ma non riusciamo a trovarlo al telefono. Ergo io apro il telefono adesso e naturalmente, se voi volete commentare gli ultimi fatti di questa sera, naturalmente siamo a disposizione qui per voi. Eccoci qua. Dopodiché naturalmente tenteremo ancora una volta di vedere di riuscire. Eccolo, allora sigla qui Parlamento. Qui Parlamento. Buonasera senatore Potenti, bentornato. Buonasera a voi tutti, buonasera a voi tutti. Allora senatore, io vedo che stasera ci siamo dati all'archeologia industriale e le dico la verità, a me piace molto questo tema, ne sono da sempre appassionato. Lei parla appunto del riconoscimento della miniera di Montecatini come monumento nazionale. Lo vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che cos'è questa miniera, cosa ci si faceva? Allora, anzitutto buonasera, e se avrete occasione visitate Montecatini Val di Cecina e il suo accogliente sindaco Francesco Auriemma, che è un nostro grande sostenitore, e devo dire grazie a lui, grazie al lavoro insomma, che la Lega fa sui territori,
è veramente positivo trovare degli amministratori che sono di stimolo per noi parlamentari, per me che seguo veramente tutte le vicende anche dei più piccoli comuni come questo. Insomma, è una civica che dopo quasi 80 anni ha spodestato un piccolo centro molto importante alla sinistra, e quindi noi abbiamo deciso di lavorare su questi piccoli centri con l'impegno che caratterizza storicamente il nostro sentire per le piccole comunità. Di che cosa si tratta? Si tratta della prima proposta di legge in Italia che cerca di riconoscere ad una miniera che è una delle più antiche, credo, del nostro paese, una miniera di rame, è stata la miniera di rame più importante d'Europa fino all'Ottocento. È una miniera che nasce, almeno dalle tracce che sono documentate, sin dai tempi degli Etruschi e dei Romani, ha avuto degli alti e dei bassi a seconda di quelle che sono un po' anche le dinamiche economiche del mondo dell'epoca, un po' come succede oggi con i pozzi di petrolio o di gas, che a seconda delle crisi o dei momenti di maggiore o minore intensità si apprezzano e si rendono, diciamo, più economici. Qui siamo in un sito appunto nella Val di Cecina, che è l'area compresa, diciamo, quell'ellisse che è compresa tra Volterra e Cecina. Il comune di Montecatini è un ex comune montano che arriva, insomma, con dei rilievi fino a 600 metri di altitudine. È un comune di pochi abitanti, mi sembra forse non arrivano a 2000, ma è un comune molto esteso. Ha una grande ricchezza, appunto questo sito storico nel quale si succedono veramente tantissime presenze, ecco, anche architettoniche. Questo è il valore più bello di questa miniera. Proprio la scorsa settimana ero sul posto per festeggiare la cosiddetta festa dei ramai, ovvero di quegli estrattori, quei minatori che estraevano il rame, e sono rimasto affascinato dalla bellezza proprio di questo luogo, che l'ingresso di questa miniera, uno si immagina di entrare in una galleria, l'ingresso di questa galleria in realtà è un portone, come fosse una villa. Si entra in una bellissima stanza con un soffitto addirittura a travi di legno, e poi c'è l'ingresso alla miniera. Cioè era un luogo talmente prezioso che veniva protetto come fosse una cassaforte di una banca, quindi si entrava attraverso un sistema, diciamo, anche di controlli particolari, ma è affascinante proprio la bellezza architettonica delle strutture che conducono all'interno di questa miniera. Qui stiamo facendo un lavoro, devo dire, molto importante, perché, ecco, ripeto, la collaborazione che c'è stata con l'amministrazione comunale, che ha saputo cogliere la presenza di un parlamentare come me, che insomma, come tanti altri, ma probabilmente quello della Lega ha una maggior sensibilità per le cose locali, per il territorio, per quelle cose che fanno parte, diciamo, di quelle dinamiche che costituiscono la radice della nostra origine, e soprattutto che ci permettono di rispettare il cosiddetto valore della fatica, quella che io chiamo la cultura della vanga, cioè di portare rispetto a chi prima di noi con strumenti primitivi ha consentito alla nostra comunità di svilupparsi, di crescere, di arricchirsi, e questo credo sia uno dei motivi che ci diversifica da tutte le altre forze politiche, cioè il fatto di portare rispetto a chi prima di noi si è sudato la pagnotta per garantirci oggi tanto benessere. Ecco, noi abbiamo fatto questo lavoro di portare in Parlamento una proposta di legge per dare il riconoscimento di monumento nazionale a questa miniera e consentire per la prima volta in Italia di vedere attribuito, oltre che a tante bellissime chiese, a tante bellissime abitazioni, a tanti bellissimi luoghi che sono dei monumenti riconosciuti anche per l'importanza, insomma, storico-culturale delle vicende del paese, anche per la prima volta lo fa la Lega a chi si è spaccato la schiena con la vanga e col piccone, con le pale, con la dinamite, con i secchi,
nelle miniere, e lo facciamo partendo da Montecatini Val di Cecina, ma non solo. Abbiamo anche accolto una proposta che è arrivata dall'opposizione, tanto per non essere in qualche modo egoisti, che permetterà al Ministero della Cultura di considerare anche future attribuzioni di monumento nazionale ad altre miniere in Italia. Quindi Montecatini parte con un esperimento che questa mattina ha avuto il voto unanime dell'Assemblea del Senato, quindi adesso passerà alla Camera dei Deputati e devo dire, diciamo, per la prima volta, ecco, una piccola comunità locale invece che soldi ci chiede un riconoscimento formale, un passaggio parlamentare importantissimo, forse più di 1000 contributi economici, ma che al territorio, a chi sa rimboccarsi le maniche, può essere di aiuto per valorizzare la bellezza delle identità locali dei nostri territori. Quindi in Toscana, se vi capita, venite a vedere insieme a Montecatini le altre bellezze su cui stiamo lavorando. Stamani ho ricordato per esempio la presenza nel comune limitrofo di Volterra di un anfiteatro romano che è stato scoperto recentemente, pochi anni fa, di cui non si conosceva l'esistenza. Per caso è venuta fuori questa scoperta, si sta scavando questo anfiteatro romano che doveva contenere all'epoca fino a 12.000 persone, una meraviglia assoluta. Stiamo lavorando sempre come Lega insieme alla Rete Ferroviaria Italiana e AFS per ricostruire una ferrovia cremagliera che saliva a Volterra fino agli anni 50 e poi fu smantellata, però stiamo cercando di ridare al territorio delle occasioni di sviluppo e di valorizzazione. Questo insomma è il lavoro che fa la Lega sui territori. A noi ci piace farlo, siamo nati sui territori, siamo nati sulla cosa locale, da lì cresciamo, da lì ci sviluppiamo e lì ogni giorno ritorniamo quando finiamo il lavoro a Roma e la gente ci vuol vedere in faccia, stringendoci una mano, avvicinandoci, dandoci un consiglio, un'idea. Quelle idee poi noi qui le tramutiamo in proposte di legge. E meglio non si poteva dire, senatore. Io la voglio ringraziare come sempre del suo tempo e della sua cortesia. È un piacere. E al piacere di risentirci presto allora. Ma certo, con grande piacere, vi ringrazio per il vostro servizio e puntualmente sempre in grado di informare i cittadini di cosa succede nei palazzi, dove spesso si pensa che si stia con le braccia incrociate, ma insomma almeno quelli della Lega non le incrociano mai. Sicuramente. Grazie, sigla, a pausa. Voi un abbraccio grande. Grazie, sigla, pausa e poi Edoardo Vianello con le pinne, fucile d'occhiali del 62, a tra poco. Qui Parlamento. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata, chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita.
Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di 1000 colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di 1000 colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, splash, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo. Qui Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera di nuovo Antonino, a te la linea. Grazie Andrea, alle 18, 38 minuti e 28 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata, ma c'è già il padrone di casa, il senatore Claudio Borghi. Buonasera senatore. Buonasera. Senatore, io qua sulla spiaggia bruciata dal sole, magari con questo caldo, stasera il trucco qual è? Un cacchio di spiaggia bruciata dal sole. Qui siamo a Roma bruciata. Siamo in due ad abbrustolire. Sì, a Roma bruciata dalle grandi preoccupazioni legate alla legge elettorale. Pensa a te che meraviglia. Vabbè, dai, diciamo qualcosa su sta benedetta legge elettorale, perché tanto in ogni caso ce lo stanno facendo a fette, quindi io immagino che alla stragrande maggioranza di quelli che ci ascoltano interessa in modo relativo, però vabbè, che dobbiamo fare, qualche appassionato di politica c'è. Io per esempio sono un appassionato di leggi elettorali, ma così proprio per curiosità mia e similari. Proviamo a vedere se riusciamo a far appassionare anche i nostri ascoltatori. Sì. Su questa storia. Allora, il meccanismo è il seguente. Al momento vige, suona bene, una legge elettorale che è quella con cui sono state elette le due scorse legislature, che per una specie di caso ha dato in questa legislatura la possibilità di avere una maggioranza netta, e quindi il celebre, clamoroso record di durata, che è quello che piace tantissimo a Giorgia Meloni, no? Non credo che anche questa cosa interessi più di tanto all'italiano medio, ma ognuno ha le sue fisime. Il fatto che, diciamo, l'aspetto casuale è stato che le opposizioni si sono presentate tutte in ordine sparso. Il sistema attuale, nel caso qualcuno appunto volesse approfondire questa materia oscura,
che è un po' magia nera oggettivamente all'interno dei diversi trucchi di magia che abbiamo fatto, vale a dire la legge, le oscure leggi elettorali, è composta da, ve lo spiego, vi prego, non spegnete la radio, rimanete sulle magiche onde, perché cercherò di farvela diventare un pochettino più potabile rispetto a quello che sembra. Però mi rendo conto che l'inizio è spaventoso, vale a dire è composta da 2/3 di collegi proporzionali e 1/3 di collegio uninominale. Cosa significa, per farla facile? Che per 2/3 vengono scelti sulla base dei voti che prendono i singoli partiti. Per cui se la Lega prende il 10%, prende il 10% dei voti, dei seggi che ci sono a disposizione. In realtà sono un po' di più, perché ci sono un tot di partiti che non arrivano alla soglia di sbarramento, per intendersi, chi prende meno del 4%, no? O del 3%, adesso non mi ricordo, forse il 3%, chi prende meno del 3% non prende seggi, e quindi quelle percentuali che pur prendendo qualche voto ma non raggiungono la soglia di sbarramento vengono ripartite fra gli altri, quindi in realtà uno che prende il 10% prende l'11% dei seggi a disposizione, o forse il 12%, a seconda di quanti sono quelli che rimangono fuori. Quindi, dato che facciamo un conto facile prendendo il Senato. Il Senato sono 200 seggi. 200 seggi, quindi significa che l'1% sono 2 seggi. Chi prende il 10% prende 20 seggi. Ok? Sì. Quindi sulla parte proporzionale funziona così. Ma questa roba funziona soltanto per 2/3. Quindi, in buona sostanza, sempre parlando del Senato, dato che 200 diviso 3 non ce la si fa, sono una roba tipo 167 seggi fatti col proporzionale, e il resto sono con l'uninominale. Cosa succede? Che quindi per la parte proporzionale vengono divise col sistema che abbiamo detto, quindi 10% vengono assegnati a chi ha preso il 10% dei voti. Quelli che mancano, quindi quel terzo di collegi che mancano per fare il totale, vengono assegnati col sistema maggioritario. Cosa significa? Significa che il candidato può essere sostenuto non solo dal suo partito, ma da una coalizione di partiti, da un gruppo di partiti, e chi prende più voti all'interno di quel collegio, e solo quello passa, agli altri 0. Per cui la differenza che cos'è? Che col proporzionale ci sono in palio per quel collegio, supponiamo, 10 seggi, e chi ha preso il 10% ne prende 1, chi ha preso il 20% ne prende 2, no? E così via, man mano ridistribuendo tutti i seggi che ci sono in virgolette palio. Per la parte invece uninominale, in tutti i collegi in cui è diviso quella circoscrizione, chi prende il più alto numero di voti vince e gli altri 0. Questa cosa ovviamente invoglia a mettersi assieme, perché è vero che sono tutti molto più comodi da soli, no? Cioè, detto fra noi, se c'è una cosa che sta sulle scatole a chiunque appena abbia provato a fare politica anche in un consiglio comunale, sono probabilmente più gli alleati degli avversari, no? Perché con gli avversari te ne frega niente, cioè li ignori o li insulti, insomma fai un po' quello che vuoi. Con gli alleati ci devi avere a che fare, e tante volte è complicato, perché magari tu vuoi fare A e l'alleato vuol fare B, e non puoi mandarlo a quel paese perché è alleato, e allora devi cercare di metterti assieme, trovi il famoso compromesso, quelle cose che tante volte i nostri elettori non reggono, non capiscono, no? Perché tu dici, ma insomma, ma perché dobbiamo fare questa cosa che in realtà noi non la pensiamo davvero, no? Il seminario, perché è un compromesso con gli alleati. E quindi
in realtà sarebbe molto più semplice non averli gli alleati, però se tu non hai gli alleati perdi la parte uninominale, perché se gli altri invece si mettono assieme, il risultato è che tutto questo terzo di seggi che sono messi in palio e che vengono assegnati anche al gruppo, non solo al partito, al gruppo che porta a casa più, che riesce diciamo, a sommare più voti, significa che se li prenderebbero tutti i partiti coalizzati, lasciando a bocca asciutta invece i partiti non coalizzati, che non sono sufficientemente grandi da prendere in ogni caso in quel collegio il maggior numero di voti. Questa cosa è successa a nostro favore nel 2022, dato che, se ben vi ricordate, il PD andava per conto suo, il Movimento 5 Stelle andava per conto suo, Renzi andava per conto suo, Calenda andava per conto suo, no, Calenda e Renzi erano assieme, ecco, diciamo, ma vabbè, comunque in ogni caso stiamo parlando di piccole cose. AVS, adesso non mi ricordo se andava col PD oppure per conto suo, comunque insomma di base erano tutti più o meno separati. Viceversa, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e Noi Moderati avevano fatto una coalizione per cui buona parte di questi seggi messi in palio con l'uninominale erano stati presi dalla coalizione vincente, quindi centrodestra, e che ha consentito di avere questa maggioranza con cui tuttora il governo si regge. Viceversa, se ben vi ricordate, già nel 2018, con lo stesso tipo di legge elettorale, dato che il Movimento 5 Stelle era molto forte all'epoca, il sistema aveva dato origine a una specie di divisione in tre. C'erano i voti del centrodestra, i voti del Movimento 5, i seggi del Movimento 5 Stelle e i seggi presi dalla sinistra. Il risultato che cosa è stato? Che nessuno di questi, diciamo, di queste tre divisioni aveva i voti sufficienti per poter governare da solo. All'inizio della legislatura si era approvato, staccando parte del centrodestra, il famoso governo 5 Stelle insieme con la Lega. Nel proseguo della legislatura c'è stato invece il famigerato Conte 2, quello 5 Stelle e PD, a cui dobbiamo tutta una serie di disastri che stiamo pagando ancora adesso, non ultimi poi i lockdown, insomma tutta la gestione iniziale della pandemia, e poi c'è stato lo sciagurato governo Draghi, no, che era invece tutti assieme, proprio perché non c'era una maggioranza politica per poter gestire il paese. Un sacco di gente non vede l'ora appunto di tornare ai mondi in cui c'è la maggioranza, in cui non c'è una maggioranza politica, perché sapete cos'è la solita risposta? Non c'è la maggioranza politica, si chiama il governo tecnico. E il governo tecnico, non dovendo rispondere a nessuno, sapete bene che cosa fa? Normalmente quello che vuole o il Presidente della Repubblica o Bruxelles, che tanto è più o meno la stessa cosa, e quindi le famose lacrime e sangue, tasse e così. Scusate un secondo, che qui mi lampeggiano le cose. Ok. Perché intanto mi stanno aggiornando su cosa succede appunto proprio alla Camera, dove ci sono le votazioni per la legge elettorale, quindi diciamo che stiamo parlando di una cosa che più attuale di questa non c'è. Allora cosa succede? Dato che si immagina che il centrodestra, che il centrosinistra, pur non sopportandosi, pur non avendo idee comuni di nessun tipo, pur essendo che ogni volta che c'è da fare una risoluzione ognuno presenta la sua perché non sono in grado di mettersi d'accordo su nulla, il pensiero è che però una volta arrivati alle elezioni costoro si mettano assieme, no? Pur non essendo d'accordo su niente, con un semplice accordo elettorale, pur di cercare di mettere le mani su quanti più seggi possibile, poi dopo ci si penserà. Questa cosa porterebbe probabilmente a una specie di pareggio, o quantomeno a delle differenze minime, no, fra maggioranza e opposizione. Il possibile pareggio ovviamente è tutto interesse della sinistra,
Perché? Per forza. Per un motivo semplice, perché chi dà le carte a quel punto quando arriva il momento di pareggio, altri non è che il famoso Mattarella, così almeno lo nominiamo, il Presidente della Repubblica, che così come ha fatto nella scorsa legislatura, quando dice no, non posso dare io l'incarico a Salvini, no, perché non ha abbastanza voti, aspetta un po' che chiamo Cottarelli. Poi vedendo che non andava particolarmente bene con Cottarelli, allora dice vabbè Conte, ma non ti do quel ministro, ma allora quella cosa, poi dopo sciogliamo le Camere, no, sciogliamo le Camere, no, allora facciamo, perché se no non va bene, e quindi diamo la possibilità al Movimento 5 Stelle di fare l'alleanza col PD, anche se fino al secondo prima stava facendo una cosa totalmente opposta. Poi dopo cade anche quel governo, andiamo a votare, no, non si può, perché vi ricordate c'è la pandemia, non vorremmo mai che si voti durante la pandemia, gli altri lo facevano ma non si sa perché, per noi non si poteva, o meglio si sa perfettamente, allora il risultato è chiamiamo Draghi e similari, e quindi alla fine si va sempre in quel punto lì, no? Cioè, quindi prendere e andare in queste condizioni con la legge attuale è possibile che avrebbe portato a un Parlamento di pareggio, dove ci sono due categorie di persone che sono piuttosto contente, no, su questa situazione, che sono da una parte la sinistra e dall'altra parte, mi scoccia dirlo, so che magari qualcuno si offende, adesso poi mi prenderanno, mi chiameranno e mi diranno fatti i cazzi tuoi, ma insomma io me li sto facendo, quindi lo dico tante volte, non dispiace anche a Forza Italia che col fatto che loro sono centristi hanno sempre davanti l'opzione maggioranze Ursule, no? Cose di questo tipo, cioè cose che come in Unione Europea, dove tutto sommato, se anche c'è da governare con la sinistra, pazienza, insomma, no? Tanto noi siamo centristi e quindi stiamo al governo, ci stiamo sempre. Queste cose ovviamente invece non sono di nessun interesse né da parte di Fratelli d'Italia né in teoria anche da parte nostra. Quindi dovremmo essere anche noi come Lega, no, convinti sull'utilità di evitare il governo tecnico e quindi cambiare la legge elettorale. Non lo siamo, perché ci rendiamo conto che andare a spiegare queste robe qua, o in generale perdersi in bizantinismi sulla legge elettorale, quando ovviamente in tanti aspettano risposte sulla benzina, sulle bollette e così via, è complicato da spiegare, ecco. E quindi a un certo punto uno dice senti, vabbè, fate come volete, insomma, non la chiediamo noi, insomma, questa questione, pur non chiedendola noi, le cose vanno avanti, non è che possiamo ovviamente disinteressarcene, no? E quindi insomma diciamo la nostra. Cosa è l'ideona proposta da Fratelli d'Italia per cercare di evitare questo rischio dell'inconclusività delle elezioni, quindi dei pareggi e dei rischi di governi tecnici? L'idea è il premio di maggioranza. Allora, dato che appunto il sistema maggioritario per un terzo dei seggi, che è quello che viene usato al momento, non è decisivo, no? Perché in realtà sì, è vero che chi ha più voti vince, ma soltanto per un collegio. Nel collegio di fianco magari ha più voti un'altra coalizione e il seggio in più lo vince lei, per cui il risultato potrebbe tranquillamente essere appunto di pareggio. Viceversa, quest'idea della legge elettorale che sta venendo discussa in questo momento in realtà praticamente cambia l'impostazione e assegna un gruppo di deputati e senatori sufficiente per poter arrivare a maggioranza alla coalizione che ha preso più voti. Quindi in questo caso il premio di maggioranza o l'effetto uninominale non va più sul singolo collegio piccolino, no? Quindi sulla circoscrizione di Brescia, ma va su tutta l'Italia. Allora viene fuori che se il centrodestra prende il 43% e il centrosinistra prende il 42%, viene giudicato vincitore il centrodestra
e alla coalizione vincitrice si assegnano sufficienti seggi in modo tale da poterlo far governare. Questi sufficienti seggi, se non mi ricordo male, sono 70 alla Camera e 35 al Senato, per cui in buona sostanza cosa succede? Che al Senato, tenuto presente quindi questi 35, ce ne saranno 165 in palio, diciamo così, con il sistema proporzionale, quindi se la Lega prende il 10% ne prende 16, no, di senatori, dopodiché ce ne sono 35 che vengono dati alla coalizione che ha preso più voti, in modo tale da garantire la possibilità di avere una maggioranza certa da parte di chi vince. Questa roba è un po' arzigogolata, no? Perché ovviamente fare questo listino separato, poi dopo uno dice vabbè, ma che maniera è, no? E così via. Allora in questi momenti, in questi giorni si stanno apportando delle correzioni, giusto per dirvi come sembra che debba funzionare, ma poi insomma giudicate voi se la cosa è interessante o meno. La prima cosa che è venuta sul tavolo, no, di chi sta lavorando a questa legge è la questione delle preferenze. Sì. Allora, le preferenze conoscete perfettamente come funziona, perché le usate sia nei comuni, sia nelle regioni e sia nelle europee. In buona sostanza si fa il voto al partito, ma se si desidera si può specificare di solito un nome o più nomi che indicano le persone fra le tante che sono state presentate da un partito in una determinata circoscrizione, che voi preferite e che indicate debba essere lui quello eletto. Quindi in buona sostanza voi avete una doppia facoltà, no? La prima, quella di indicare il partito che pensate debba essere più forte rispetto agli altri, e dall'altra parte quella di indicare anche i nomi delle persone che vi sembrano diciamo meritevoli o utili all'interno, presentati fra i candidati di quel partito per diventare vostri rappresentanti. Le preferenze hanno un pro e un contro. Da una parte, così come idea è bello, no? È meraviglia, cioè io vado a votare, ho più possibilità di scelta. Dall'altra parte ci sono degli aspetti problematici, motivo per cui all'epoca, quando in uno dei primi referendum che smantellarono la Prima Repubblica fu proprio quello delle preferenze, cioè si era notato che il sistema delle preferenze, specialmente delle preferenze multiple, dava modo a gruppi organizzati, diciamo così, di partecipare alle elezioni in modo quasi truccato, dove persone che non c'entravano magari nulla con la politica, ma che avevano dei gruppi di interesse ben organizzati, per farla facile, insomma, perché magari uno non capisce, malavita o similari, allora a quel punto si potevano organizzare e utilizzare lo strumento delle preferenze per eleggere persone che invece non avevano particolare interesse a fare politica, ma erano dei portatori di interessi specifici, no? Cioè alla fine quando uno otteneva degli interessi da parte di un gruppo di pressione o di un gruppo organizzato, a quel punto questo deputato, invece di essere, diciamo, al servizio del partito, era al servizio del gruppo di persone che poi l'avevano eletto. E questo è il primo grande problema. Il secondo grande problema, per come la vedo io, è che mentre per il comune, per la regione e per le europee i giorni da passare in consiglio comunale, in consiglio regionale o a Strasburgo sono piuttosto pochi rispetto
al periodo normale di vita. Qui a Roma il lavoro in Parlamento è molto intenso, quindi ci sono dei periodi, magari anche quando sono sotto leggi di bilancio o seminari, dove devi stare qua tutto il mese, no? E oltretutto, quanto più sei un bravo parlamentare, di solito quanto più ci stai, perché se sei un bravo parlamentare che è presente anche a tutte le commissioni, che segue i lavori, che li prepara, magari sei un presidente di commissione, quindi devi organizzare i lavori, oppure non so, come è il mio caso al Copasir, no? Che quindi si è sempre praticamente in riunione, senza oltretutto manco il telefono, perché si devono diciamo gestire o ascoltare notizie relative a cose importanti riguardanti la sicurezza nazionale. Il risultato è che questo probabilmente di preferenze ne prenderà poche, o quantomeno è svantaggiato rispetto a qualcuno che invece a Roma manco si fa vedere, e però girella su tutto il territorio, sta vincendo mani, prendo aperitivi e così questo tipo. Motivo per cui insomma la battuta che gira è certo con le preferenze finirà che qua, specialmente verso fine legislatura o in generale insomma nei periodi più caldi, qui a Roma di soggetti, di persone in Parlamento non ce ne sarà nessuno, perché saranno tutti a pensare alle preferenze invece che al lavoro parlamentare, che in molti casi è ahimè oscuro ma piuttosto importante. Diciamo che questi sono probabilmente le due motivi principali che inducono a essere prudenti con le preferenze. Allora cosa succede? Succede che hanno presentato al momento una specie di proposta di compromesso, come succede sempre nella politica. Quindi l'idea è, ed è il testo che sta venendo votato in questo momento, ci saranno le circoscrizioni, ci sarà il listino di premio di maggioranza, così come detto prima, ma chi è dentro nel listino del premio di maggioranza deve essere anche candidato nei collegi normali, e nei collegi normali il capolista sarà indicato, ma gli altri posti che vengono assegnati, quelli che stanno sotto, vengono assegnati con le preferenze che verranno stabilite secondo il sistema virgolette toscano, cioè quello che viene utilizzato per le elezioni regionali in Toscana, dove i listini, che sono credo previsti di essere di 7 persone per ogni collegio, vengono indicati con di fianco una crocetta, motivo per cui è già prestampato il cognome, quindi non c'è neanche da scriverlo, cosa che oggettivamente dà tante volte problemi di comprensione, non si capisce bene cosa c'è scritto, devi fare come si chiama, devi segnare prima di ogni candidatura detto, perché magari la gente si confonde, no? Quindi io metto Claudio Borghi detto Borghi Aquilini, no? e similari. Invece così facendo le cose sono già prestampate e basta fare la crocetta di fianco al candidato deputato di vostra preferenza. Questa roba da una parte viene accusata di ma tanto è una presa in giro, perché in ogni caso in una circoscrizione è molto più probabile che ne passi solo uno di deputato, e quindi questo deputato che passa da solo probabilmente sarà quello indicato come capolista, no? e quindi bloccato. Non è così vero, perché, e qui andiamo proprio all'apice della magia nera, c'è la possibilità delle candidature multiple, cioè uno può essere candidato in 5 collegi e anche appunto nel listino. Per cui, se supponiamo Claudio Borghi viene candidato, non credo, ma viene candidato nel listino e in 5 collegi, magari appunto come capolista, il risultato che cos'è? Che è ovvio che io sono uno, no? Se anche io scatto in tutte queste 5 collegi non funziona. Allora il risultato che cos'è? Che in realtà se uno viene eletto da più parti, viene eletto solo da una parte. In tutte le altre parti dove
in teoria sarebbe capolista, quindi bloccato questo tipo, in realtà, essendo che in realtà lui viene eletto su un collegio solo, in tutti gli altri scatta chi ha preso più preferenze. Per cui in realtà nella maggior parte dei casi non saranno degli esercizi vuoti quelli delle preferenze, ma credo che ci sia interesse da parte degli eventuali candidati di prendere il massimo numero di preferenze possibili e vabbè, io penso che sia, ripeto, dannoso, ma dannoso anche perché insomma è una fase dove bisognerebbe fare quanto più squadra possibile e invece si inizia subito una legislatura dove i tuoi avversari sono i tuoi compagni di partito, no? Perché alla fine i primi che tu devi battere prima ancora di pensare di essere eletto non sono tanto i tuoi avversari quanto i tuoi compagni, perché devi prendere più preferenze di quelli che sono candidati nel tuo collegio insieme con te. Però vabbè, insomma, pazienza, cioè, cosa devi fare? È una mia opinione, invece magari tanti altri sono contenti e pensano che sia una cosa molto giusta e piacevole quella di poter avere le preferenze, perché così si evitano i paracadutati, invece il territorio riesce ad avere più voce per portare, insomma, ognuno ha le sue idee. Il risultato comunque più o meno è questo, cioè alla fine si sta votando un sistema dove abbiamo detto c'è un sistema maggioritario che darà la maggioranza assoluta a chi avrà avuto anche un solo voto di più rispetto alla coalizione avversaria. La ripartizione viene fatta in termini proporzionali di tutti i seggi diciamo messi in palio per l'elezione, e in più ci sarà l'assegnazione di questo gruppo di deputati e senatori aggiuntivi che vengono assegnati alla circoscrizione vincente, che ovviamente il listino sarà composto in modo diciamo proporzionale fra le forze coalizzate, quindi non so, diciamo che di questi 35 seggi che vengono assegnati al Senato ce ne saranno che ne so, 20 di Fratelli d'Italia, 5 della Lega, 5 di Forza Italia e 5 degli altri partitini o forze alleate o civici o insomma che si vogliono aggiungere. Quindi più Senatore, o meno funziona così. Le chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito. Certo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi?
Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Buonasera Antonino, a voi di nuovo la linea. Grazie, le 19, 10 minuti e 44 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, Scuola di Magia, Antonino Danna, ma soprattutto il senatore Claudio Borghi al microfono. Senatore, senta, è stato intanto approvato il DL sicurezza, questo mentre ieri abbiamo visto un militante vannacciano pestare un migrante. E oggi io devo leggere i commenti di gente che scrive ha fatto bene, ha fatto bene. Qui mi pare che stanno cominciando a saltare le marcature. Ma allora, innanzitutto conosco il soggetto, ecco, chiamiamola così. Quindi non mi stupirei se fosse un teatro quello che è stato messo in scena. Il soggetto lo conosco bene, ecco, mettiamola così, ma lo conoscono bene in tanti, perché diciamo che è un abituale frequentatore della Zanzara, ecco. Questo, insomma, so che parlare di trasmissioni concorrenti non è mai bello, no? Però diciamo che loro sono in un'altra categoria, ecco, rispetto alla nostra scuola di magia. Noi ci occupiamo di cose un pochettino più insomma, un pochettino più alte, però insomma vabbè, chi sa di cosa, di che tipo di trasmissione parlo ha idea, insomma, quella condotta da Cruciani e Parenzo. Quindi stiamo parlando di un curioso soggetto, ecco. Quello che si è visto, forse uno non capisce, magari all'inizio dicevo che bello, è ora, era ora, ma in realtà non capisce cosa può portare, perché è evidente che se diamo la possibilità a chiunque di prendere e menare qualcuno per strada, potrebbe essere che il prossimo siamo noi, insomma, no? Quindi in teoria dovrebbero esserci le forze dell'ordine per quello. Oltretutto, insomma, ripeto, non so se sia stata una messa in scena, l'uomo è un lottatore di MMA, quindi insomma un po' sa quello che faceva, però quando l'ha spostato e gli ha fatto pestare la testa contro il palo, insomma, ha dato un po' fastidio anche a me, tenuto presente ovviamente che nessuno può permettersi di prendere e fermare il traffico, no? E farlo impunemente, ecco, ma una cosa è spostare le persone, una cosa è chiamare la polizia per farle spostare, una cosa è prendere e senza essere aggredito preventivamente prendere a pugno una persona a terra, no? E poi dopo sbatterla contro un palo di ferro, ecco, insomma, se devo essere sincero. Comunque, vabbè, ripeto, credo che sia stata una messa in scena, conoscendo insomma la teatralità del personaggio, quindi lascio perdere. Quello che mi interessa è che insomma arrivino sempre più forze dell'ordine per presidiare il territorio, perché è indubbio che l'aspetto della sicurezza sia in questo momento richiesto a gran voce da tutti. E in ogni caso poi certo la remigrazione, cose di questo tipo, ma come ho detto tante volte, prima bisogna chiudere del tutto gli arrivi, e ci stiamo abbastanza arrivando, perché gli arrivi e gli sbarchi sono molto inferiori rispetto quest'anno rispetto a quanto invece era la situazione quando il governo ha preso servizio. Io dico sempre che c'era l'opportunità di far gestire questo dossier a chi già lo conosceva e lo conosceva bene, vale a dire Matteo Salvini. Per adesso si è pensato ad altro. Io insisto che dovrebbe essere affidato a Salvini il più in fretta possibile il Ministero dell'Interno, in modo tale da azzerare definitivamente gli sbarchi e quindi procedere poi alla remigrazione di quelli che, o al rimpatrio, perché è meglio usare le parole che sono appropriate, quindi al rimpatrio di chi non ha il diritto di rimanere qui, a partire dai delinquenti, casinisti, pericolosi soggetti, no, e similari, e
e tutto andrebbe meglio. Quindi sì, il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore giro di vite. Questo serve proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini, e dall'altra parte invece appunto il Parlamento in questo momento sta discutendo di legge elettorale. Questo è più o meno il quadretto che vi faccio. Intanto nel frattempo avete visto in Francia si parla di scudi antimissile per l'Ucraina, cose di questo tipo. Penso che siano più che altro parole abbastanza vuote, con dei leader che più passa il tempo e più sono delegittimati. Cioè, vedere lì ancora Starmer che oltretutto si è già dimesso, mamma mia, insomma, fa abbastanza capire quanto marcio sia quel sistema. Vedere Macron che di sicuro non sarà più presidente a brevissimo, e in quel momento veramente stappo uno champagne, no? Così in suo onore, e vedere Sanchez che ancora un po' gli arrestano anche il cane per la corruzione di tutti quelli che aveva intorno a lui, e quindi è molto cretino, oppure stranamente non sapeva niente, cioè appunto è molto distratto, ecco, mettiamola così, no? E quindi non vedeva nulla di quello che gli stava succedendo di fianco e nei dintorni, moglie compresa, moglie, fratello, no? Perché a un certo punto veramente cos'è? L'unico santo in mezzo al delirio, cioè gli arrestano il fratello, gli arrestano la moglie, gli arrestano il braccio destro, ma lui no, tutto a posto, no? Quindi appunto era estremamente distratto e quindi probabilmente non credo che sia adatto per fare il primo ministro, oppure probabilmente sapeva che cosa stavano facendo quelli che lo circondavano e quindi non dovrebbe fare il primo ministro, per cui in tutti i modi non dovrebbe essere lì, insomma, questo personaggio. Per cui voi capite che se in quasi tutta Europa stiamo parlando di leader che non dovrebbero essere dove sono, credo che tutte le varie promesse che fanno in generale in questi giorni non abbiano particolare valore. Viceversa c'è una che, come immaginate, va avanti come un treno a fare delle robe che sono incredibilmente a nostro danno, ed è la simpatica Ursula von der Leyen, che ogni settimana, ogni giorno inventa qualcosa pericolosissimo per la nostra libertà, per il nostro futuro. Hanno appena fatto una porcheria incredibile. Chi ha letto, diciamo, le cose che scrivo sui social o che scrivo in dettaglio nella piattaforma Substack, approfitto, se qualcuno vuol leggere questi articoli un po' più dettagliati rispetto a quello che scrivo su X, può tranquillamente andare su Substack, substack.com e cercare @Claudio Borghi Aquilini, vengo fuori subito. A quel punto l'unica cosa che vi chiede il sito, se volete, diciamo, iscrivervi al mio spazio, è la mail. Poi ci sono anche dei piani a pagamento per avere chissà che cosa, ma in realtà basta semplicemente iscriversi al piano libero con la mail per poter leggere, per esempio, appunto il dettaglio di quello che avevo scritto sulla questione del chat control e di questo indegno voto fatto al Parlamento europeo, dove il Parlamento ha detto che non voleva nessun tipo di controllo sulle chat private, ma non l'ha detto abbastanza. Quindi il Parlamento è contrario, ma non è contrario abbastanza. Ci volevano più voti per poter dire no, e quindi la cosa va avanti. E la cosa che veramente mi dà veramente fastidio è che nella comunicazione del Parlamento europeo, il Parlamento europeo approva il chat control. No, non approva un cazzo, non riesce a trovare sufficienti voti in una votazione farsa per cercare di fermarlo. Quindi questo simulacro di democrazia che rappresenta l'Unione Europea continua a immaginare porcherie. Una di queste che, insomma, qualcuno anche dei nostri ogni tanto invece propone, io devo cercare di far capire in tutti i modi quanto è pericoloso,
è la questione del divieto di social per i bambini. Ora, tutti saremo d'accordo sul divieto di social per i bambini, no? Perché se no ricoglioniscono, perché chissà che cosa gli fanno vedere, no? E similari. E c'è un piccolo problema, che per essere sicuri che il bambino non acceda al computer, significa che chiunque accede a un computer deve identificarsi. Ed è questo che gli interessa. Dei bambini non gliene frega niente, vi posso assicurare. Viceversa gli interessa molto la possibilità di far sì che chiunque apra un computer abbia una bella carta d'identità attaccata assieme e così facendo, se per caso dice che la von der Leyen non va bene, ecco che istantaneamente arrivano le sanzioni, ecco che gli arriva il procuratore europeo che gli dice cosa hai osato dire, ecco che non siamo che viene accusato di essere un disinformatore, un hacker russo o chissà che cosa, e il tutto messo assieme, condito con un'altra cosa che è stata votata. La Lega ha votato no, ma purtroppo i nostri alleati invece, sia Fratelli d'Italia che Forza Italia, hanno votato sì insieme con la sinistra, con il pericoloso euro digitale, dove a un certo punto voi immaginate in un futuro dove una von der Leyen che può vedere cosa pensiamo perché grazie alla protezione dei bambini ognuno deve registrarsi non appena entra in un computer, a quel punto dice delle cose che non vanno bene. L'euro digitale, vale a dire un euro che è nelle mani dell'Unione Europea e della von der Leyen, ed ecco che improvvisamente quello che in Grecia avevano fatto per tutto un paese, vale a dire chiudere le banche, diventa ad personam, no? E quindi invece di chiudere le banche chiudono Antonino Danna perché è pericoloso disfattista e non europeista abbastanza. Ecco, sinceramente vorrei non arrivare a questa situazione. No, anche perché mi sembra che questa al dottor Orwell e al suo bellissimo 1984 fa un ricco baffo. Esatto. Cioè qui siamo veramente a livello del parlascrivi, della memoria che viene riscritta, siamo a livello del protagonista che in un angolo non visto dalla telecamera sul diario trova il coraggio di scrivere abbasso il grande fratello. Cioè domani se uno scrive abbasso l'Unione Europea, che succede? Arrivano i droni e ti sparano direttamente, non lo so, veramente. Qui stiamo toccando delle vette altissime. Abbiamo già visto. Sì, l'abbiamo già vista, lo stiamo vedendo anche in un posto come la Cina, per cui parlano tanto di libertà, di democrazia, ma stiamo diventando esattamente come una delle peggiori dittature che ci sono nel mondo. Senatore, ma sta benzina €1,86? La benzina €1,86, è ovvio che se appena dovesse dare segni di ulteriore salita si interviene. Nel frattempo, e poi vi saluto, una piccola bella notizia in mezzo a tante cose preoccupanti: avete visto che grazie a Salvini abbiamo completato lo sfoltimento degli autovelox e dei tutor, quindi cose non omologate, cose trappola, cose che erano su tratti di strada dove non doveva, non sarebbe consentito mettere l'autovelox, cose come tarate con limiti troppo bassi rispetto al tipo di strade similari. Fatto sta che si partiva con 10.000 autovelox e tutor, record mondiale, ma proprio record mondiale battuto alla stragrande, e adesso fra spenti, disattivati, fuorilegge, così di questo tipo, siamo a 3.000 e qualcosa. Sono sempre troppi, ma diciamo che insomma meglio di Fleximan, ecco. Salvini. Decisamente. Fleximan ne toglieva uno, ecco, lui è riuscito a toglierne 7.000 fra una cosa l'altra e l'altra, e quindi insomma diciamo che sta andando bene. Sempre su Substack, se uno ha voglia di leggere, ho scritto un pezzo dove dico che secondo me devono essere tolti più o meno tutti, tranne diciamo posti dove per natura stessa della strada stiamo parlando di posti pericolosi, quindi devono essere molto segnalati e fare in modo che effettivamente accompagnino un pericolo, perché sennò altrimenti non solo non
servono a niente se non a far cassa, ma in certi casi come i tutor su autostrade a 3 corsie rettilinee per centinaia di chilometri, i dati ci indicano che in realtà è possibile che facciano più male che bene, perché se il numero di incidenti è molto, la causa principale sta diventando la disattenzione e la distrazione, voi capite che se io prendo e mi metto su una strada dove poi schiaccio il bottoncino per mantenere la velocità costante o similare e poi svito la testa, e magari mi metto a spippolare sul telefono, no? Così, questo tipo, perché tanto in ogni caso, no? Chi se ne frega, e i sorpassi a 1 chilometro all'ora di differenza, no? Rispetto a quello di fianco, similari, il rischio di fare danni probabilmente aumenta, e quindi insomma ho cercato di argomentare dati alla mano l'inutilità degli autovelox. Decisamente, anche perché forse anziché fare cassa con gli autovelox magari si potrebbe controllare tutta quella gente che sta perennemente a guardare lo schermo mentre guida, a mandare messaggi o a registrare o a mandare degli audio. Io non ho il Bluetooth in macchina, ma con un viva voce costo 30 euro USB che si collega col Bluetooth, l'ho messo sulla letta parasole. Una volta ci ho pure registrato un'intervista per la radio e almeno 3-4 volte sono andati in onda dall'abitacolo dell'Alfa, per cui non fate i barboni, piuttosto vi comprate l'apparecchio, imparate a usarlo e scoprirete che la telefonia mobile dall'automobile è un servizio utile, e soprattutto tenete le mani sul volante e guardate la strada. Esatto, amico mio. Senatore, allora, grazie come sempre. Una piccola curiosità, diciamo, di carattere logistico. Noi chiudiamo la nostra ultima scuola di magia il 28 di luglio, che è martedì, perché il 31 è venerdì e chiudiamo Zoom. Poi dalla settimana dopo c'è c'è il palinsesto estivo. Presumo che lei vada pure in vacanza un po', o no? Io un pochettino. Devo andare però adesso. Comunque sì, il 28 ci sono. Ciao, vado che mi sto Perfetto. Un saluto, grazie. Ciao. Sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Grazie caro Andrea, questo era Tony De Vita con Mistral 1977, l'atmosfera estiva, il vento caldo, ci sono tutti. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ma che fine hai fatto? Bonsoir, un saluto oblige, madame, monsieur, comment ça va bien, ladies and gentlemen, good evening, welcome, Zoom, il drive time, i mezzi fatti sulle magiche onde di Radio Libertà, la talk radio per eccellenza con Antonino Danna. Come va Antonino, tutto bene? Io bene, che fine hai fatto tu, Michele? Mi sto godendo le vacanze estive, ti chiamo da quelle della provincia di Crotone, da Isola di Caporizzuto, bellissimo, spiagge incontaminate, mare cristallino, mi sto godendo le vacanze estive, che bello, la nostra bella bellissimo, bellissimo. Raccontami un po', signori, torna a grande richiesta il punto di Michele Caruso, vai. La Camera con il voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia NMODC sulle preferenze e i capi lista bloccati. I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Bisogna assumersi la responsabilità delle proprie decisioni. Dopo 4 anni il governo vuole cambiare le regole del gioco con il tentativo proditorio di Fratelli d'Italia e di Meloni di prendere in giro gli italiani con un finto emendamento sulle preferenze. Meloni ha lanciato una sfida, così a metterci la faccia ce l'avete messa e avete sfiduciato la vostra Presidente del Consiglio. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Conte ha chiesto di aprire la crisi di governo e andare a casa. C'è stato un voto di sfiducia nei confronti del governo Meloni che dovrebbe trarne le conseguenze immediatamente. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi nell'aula della Camera. Presidente Meloni vada al colle, ha aggiunto. La presidenza delle Camere Unite aveva dato via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati e agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto Procurra ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative di articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti, lontano da ogni qualsivoglia forma di hubris ad hoc. E così Giacuso Mosso Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni del scrutinio segreto, accolta a cui si aggiungerà anche la votazione finale. Sul voto segreto però è scontro con il no della Premier Giorgia Meloni alla richiesta in questo senso su tutta la riforma avanzata dai presidenti dei gruppi del PD, Movimento 5 Stelle,
Alleanza Verdi Sinistra, Chiara Braga, Riccardo Chiardi e Luana Zanella riguardo tutti gli emendamenti di articoli di voto finale. Nella lettera inviata a Fontana, i capigruppo richiamano gli articoli 51,3 e 49,1 del regolamento, chiedendo che l'intero iter di votazione della proposta di legge e di testi abbinati recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera e del Senato si svolga a scrutinio segreto. C'è la preferenza, non al voto segreto, ha scritto Giorgia Meloni in un post sui social. Così oggi pomeriggio si voterà l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e condiviso dai partiti della maggioranza per introdurre le preferenze nella legge elettorale. Anche se le opposizioni hanno chiesto a scritto la Premier. A questo punto credo sia doverosa un'operazione di verità per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità dei cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione soltanto per prendersi il gioco degli italiani. C'è un solo modo per scoprirlo, che l'emendamento venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto. Figlio le opposizioni, da conclusione di Meloni, a non chiudere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci mette la faccia davanti agli italiani. Se le preferenze e non il voto segreto. Fonti di Forza Italia avevano fatto sapere in precedenza il azzurro l'emendamento sulle preferenze. Al termine della riunione dei gruppi di Forza Italia nella sala Colletti alla Camera, dopo ampia discussione, sono emessi parere favorevole, indicazione a votare sì. L'indicazione è chiara, il centrodestra rispetterà l'indicazione sottolineata dalla vicepremier di Forza Italia Antonio Tajani per riunione dei capigruppo sulla legge elettorale, rispondendo a chi i direttori tema i franchi tiratori della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento della legge elettorale sulla preferenza. C'è stata un'assemblea aggiunta e non è stata un'imposizione. C'è un problema che riguarda le donne, ma lui ha garantito comunque che le donne avranno ampio modo di essere rappresentate nelle liste, ha dichiarato Tajani. E poi comunque c'è stato anche, secondo Tajani, il fatto che i partiti devono farsi carico della loro rappresentatività femminile, un interesse puro, visto che le donne in questo caso contano più degli elettori uomini. Credo che sia giusto dare un'ampia rappresentatività alle donne. Una decisione che arriva a poche ore da quella analoga della Lega. In vista dei voti previsti da oggi in aula sulla legge elettorale, la Lega si è riunita per valutare l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Unione Democratici di Centro, avendo riscontrato che si prevede un sistema misto che garantisce la governabilità e la possibilità di dare voti ai territori per la scelta dei propri rappresentanti. Vado a concludere, il partito della Lega Nord darà indicazione al proprio gruppo alla Camera di esprimere un voto favorevole all'emendamento in oggetto. Così una nota del partito in merito all'emendamento sulle preferenze in vista dell'esame in aula alla Camera e delle riforme elettorali sulla legge elettorale stessa. Anche per le preferenze prevale la politica del rifiuto, perché questo emendamento proposto da Fratelli d'Italia e Noi Moderati e UDC, che mantiene i capilista bloccati, mantiene il potere delle segreterie di partito e poi dà il contentino per le posizioni successive. Noi non siamo d'accordo, vorremmo che effettivamente tutti i parlamentari fossero eletti con le preferenze. Oggi in Parlamento voteremo anche questo emendamento. Ha fatto sapere in un video pubblicato sui social il leader dell'Istituto Nazionale Roberto Vannacci, che ha spiegato che quei parlamentari voteranno l'emendamento perché sicuramente meno peggio e riporta se non altro un minimo di serenità al capo. Ecco, allora ti chiedo, Antonino, anche il PD si prepara comunque a chiedere il voto segreto di tutti gli emendamenti per i quali è consentito il suo regolamento anche sulle preferenze a riguardo di questo. Volevo chiederti, design durante la sua relazione all'Assemblea congiunta dei gruppi di PD, questa pessima legge elettorale incivile, il metodo nel merito, sono costruiti così su misura per paura di perdere le elezioni. Che cosa credi? Che questa sia una legge elettorale buona, che possa veramente fare il bene dell'Italia, visto che comunque sappiamo che prevede che nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista non possono essere del suo genere in numero superiore al 50% del totale. Tu cosa ne pensi? Che sia una buona legge elettorale per il Paese oppure che ci sono i soliti giochi e interessi di partito? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Secondo me è buona l'idea di avere questo premio di maggioranza che garantisce delle maggioranze stabili. Per quanto riguarda le opposizioni che si lamentano, state tranquilli che se vincessero questa legge resterebbe così com'è, senza essere toccata di una virgola, figuriamoci. Conosciamo i discorsi, questi sono quelli che
quando Berlusconi tolse la tassa di successione, fecero bordelli amari, ma qua, ma là, ma che vergogna, e poi i vari big della sinistra se ne servirono per fare tutte le successioni che volevano. Quando io parlai con il classico militante, mi rispose: vabbè, tanto è la legge, se lo permette che problema c'è? Siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti, che dobbiamo fare? Vabbè, allora, bella gente, si sono fatte le 19, 40 minuti e 50 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, e noi proseguiamo la nostra navigazione nella giornata e naturalmente andiamo a vedere che cosa succede nel mondo. L'ANSA, attenzione al comizio di Vannacci a Pescara, interviene la polizia, la legge elettorale, la maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, coro delle opposizioni, elezioni, bocciato col voto segreto l'emendamento di Fratelli d'Italia e NMODC, Conte, Meloni sfiduciata dalla maggioranza, vada a casa, Schlein, il governo ha fallito, voto contro l'arroganza della Premier. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza, avviata la nomina di Stazzi alla Consob. Incendio in un edificio al centro di Bruxelles, almeno 6 morti, sul posto il re e il Premier. Giovedì salgono a 15 le città col bollino rosso, domani saranno 7. E andiamo a vedere anche i mondiali. La Norvegia riaccolta in festa a Oslo, Haaland rientra con un procione imbalsamato, in piazza 90.000 persone, il principe guida tutti nella Viking Row, no? Il gesto che facevano di remare. Rapporto UE, in Italia l'età media più alta d'Europa, con 50 milioni di abitanti in meno nel 2100, tra gli ultimi posti per tasso di fertilità più bassi, tra i primi per aspettative di vita. Andiamo a vedere questa storia invece del tempo che farà, del meteo, perché siamo con il caldo porco, è proprio il caso di dirlo. Che caldo, le 19:42 minuti e 50 secondi in questo momento. Vediamo se riusciamo a caricare questa pagina. D'altronde, ecco, l'ANSA. Continuano ad aumentare le città col bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 di luglio. Però poi non sappiamo che altro c'è, quindi andiamo a vedere la DN Cronos, che problema c'è. A proposito, il pezzo con cui abbiamo aperto alle 18:15 erano Los Hermanos Rigual, Quando calienta il sol, del 1961, signore e signori. Perché sì, io onestamente vorrei un ombrellone, il tavolino, la spiaggia, andare in onda da Riva di Mare. Ma voi immaginate che goduria, e poi negli intervalli buttarmi in acqua, rinfrescarmi, rialzarmi, continuare a lavorare nell'acqua meravigliosamente stiva. Che cosa stupenda. Vabbè, vediamo un po' se abbiamo qualche notizia. Frana sulle Dolomiti di Sesto dopo il temporale, nessun escursionista coinvolto, dice la DN Cronos. Vannacci molla il giustiziere di Ascoli, signori, intervistato dalla DN Cronos. Sempre contrari alla violenza se non per difesa, questo non mi sembra il caso. La replica, che delusione. Sofia Loren come sta? Alessandra Mussolini smentisce l'allarme, non è in ospedale, sta bene. Regeni, sentenza prevista il 28 settembre. Lodi, auto avvolta dalle fiamme, trovata una persona morta all'interno. Cosa dice Barboni? Con Vannacci non ci siamo sentiti, ho letto che ha preso le distanze, mi dispiace, sbalordisce. Forse non ha visto bene il video, dico la verità, se è vero quello che ho letto è una delusione impressionante, allora non c'è nessuna novità.
Futuro Nazionale dovrebbe essere un partito che porta una soluzione vera, oppure vogliono un po' di posti alla Camera, la solita minestra neanche troppo riscaldata. Barbò, Stacce, menare uno senza motivo in Italia espone a conseguenze penali. Abbiamo finito, poi per carità, magari abbiamo visto tutti male il video, però questo non è più un problema nostro. Va bene, abbiamo finito per questa sera, ci troviamo domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, ci salutiamo con Janis Joplin, Summertime del 1969, alle 20 Aria Fritta, grande puntata con un grandissimo Pier Vittorio in smagliante forma, e che dire di più che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Grazie per essere stati con noi. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.